Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, a te la linea. Grazie Sveva, amici miei, ma non dall'avventura. Abbiamo saltato la canzone alle 18, 17 e 42 perché è iniziato, dice la BBC, una seconda ondata di attacchi di Israele nei confronti dell'Iran. Riferisce adesso la BBC che stiamo ricevendo comunicazione del fatto che ci sono state nuove esplosioni su tutto il territorio iraniano. L'aeronautica di Israele dice in un post su X che sta continuando ad attaccare i lanciatori di missili e le infrastrutture dell'Iran, per cui questo è quello che sta succedendo. L'Iran continua la sua nuova Israele continua i suoi attacchi contro l'Iran, contro le sue contro le sue infrastrutture, e in particolare nel frattempo è stato nominato un nuovo capo delle guardie della rivoluzione islamica, tale Mohammad Pakpur, che ha detto che Israele soffrirà un destino amaro e doloroso con ampie e distruttive conseguenze. L'Iran vendicherà quelli uccisi nell'attacco, circa 70 morti, e va avanti dicendo che Israele sta violando la sicurezza nazionale e l'integrità territoriale del paese. Vi ricordiamo che questa notte, appunto alle 2:15, gli aerei di Israele hanno colpito 100 obiettivi sul territorio iraniano, hanno scaricato qualcosa come 300 ordigni, hanno ucciso i principali esponenti delle forze armate israeliane, sono stati uccisi anche 6 scienziati coinvolti nel programma nucleare iraniano. Un ultimo aggiornamento, batte ora la BBC in questo momento che stanno girando online dei video, e anche su alcune testate iraniane mostrano Teheran che viene colpita per la seconda volta quest'oggi. Ci sono anche dei cittadini di Teheran che dicono di aver sentito delle esplosioni nella zona a ovest di Teheran, così come ogni altra parte della città. Nel frattempo la TV di Stato non riferisce di questi nuovi video, naturalmente, ma diciamo così le varie testate hanno invitato un funzionario dopo l'altro, e ognuno di questi ha detto in televisione, alla radio, sui giornali, che si vendicheranno di Israele. Questo è quanto per il momento. Lorenzo. Niente, ascoltavo. Io sono tentato di lasciarti la tua radiocronaca perché i momenti sono veramente concitati, quindi io mi sento un po' un pesce fuor d'acqua in questo momento. No, figurati, è che naturalmente devo ragguagliarvi su quello che c'è. Poi alle 18:35 avremo un'intervista col professor Gil Segal, che come sapete è stato nostro ospite più volte qui a Zoom. Lui è un formatore dei soldati delle IDF, dell'esercito israeliano, e naturalmente ascolterete da questa nostra conversazione registrata oggi pomeriggio la conversazione in inglese, ma io ovviamente ve la tradurrò. Ascolterete come vanno le cose al momento a Teheran, a Tel Aviv, e naturalmente che cosa ci si aspetta da quello che sta succedendo. Netanyahu comunque è stato chiaro, ha detto che si aspettano degli ulteriori attacchi da parte di Teheran, e naturalmente questo è soltanto l'inizio, dice ancora. Un'altra cosa che vi voglio dire è che Sava Sandir noi cercheremo di offrirvi la più ampia copertura, come sempre, di quello che sta sviluppandosi, di quello che sta succedendo in questi minuti. Lorenzo, allora, malgrado i venti di guerra, però, insomma, la vita continua, o sbaglio? Sì, però, insomma, dopo le notizie che ci hai dato, sicuramente
è difficile riuscire a parlare anche di cose, diciamo, un po' più leggere, o comunque di programmi, o di quello di cui parleremo la prossima settimana, come di Sì. Sugar Tax o di altre dinamiche che sono importantissime, però di fronte a questi ulteriori eventi di guerra, naturalmente tutto diventa quasi irrisorio, diventa tutto sempre su un altro piano, un'altra partita, un altro modo di un altro piano, un'altra prospettiva proprio, quindi insomma. You're a monster. I can swallow a bottle of alcohol in a feel like Godzilla. Better hit the deck like the Cardilla. My whole squad's in here walking around the party, a cross between a zombie apocalypse and Bobby the Brain Heenan, which is probably the same reason I wrestle with Mania Shades in this bitch. I'm posse up. Consider it to cost me up. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica. Di nuovo a voi la linea, purtroppo ci sono problemi con Teams, quindi non credo che il video andrà. Va bene, pazienza. Sveva, niente, noi aspettiamo adesso di ritrovare il nostro Lorenzo Viviani, vediamo se riusciamo a riacchiapparlo, io lo sto richiamando, dopodiché abbiamo il qui Parlamento di questa sera, è stato di quest'oggi, è l'onorevole Dario Giagoni e naturalmente se a questo punto, se tu sei pronta, io direi di prepararlo e di mandarlo in onda in modo tale che così poi alle 18:30 o poco dopo riusciremo ad avere a chiudere questa parte di Zoom e poi a dedicarci al faccia a faccia con il professor Sigal. Lorenzo, ci sei? Prova a telefonare un attimo a Lorenzo, vediamo se riusciamo a beccarlo al telefono, almeno così ci possiamo salutare e dopo si vede che cosa dobbiamo fare noi con il qui Parlamento, per favore, perché l'orologio, ahimè, corre e quando corre alla radio bisogna rispettarlo, c'è poco da fare. Vediamo un attimo se riusciamo a telefonare al nostro Lorenzo Viviani per salutarci e per chiudere questa parte di trasmissione. Nel frattempo vi ricordo ancora che Trump è stato molto chiaro, ha detto a Teheran, vedete di firmare l'accordo adesso sul nucleare, perché se non lo fate potete aspettarvi una distruzione nei prossimi giorni che sarà peggio di quello che avete visto adesso. Nel frattempo, appunto, vi dico anche che la situazione adesso è capire se davvero l'Iran abbia la forza per colpire in reazione Antonino, Israele scusami, o... abbiamo Lorenzo al Sì. telefono. Lorenzo, allora chiudiamo qui questa parte di trasmissione, che ne dici? Assolutamente sì, anche perché vedi il destino ci separa, anche la comunicazione, Teams che crolla così la connessione, niente da fare, no. Ti lascio, ti ascolterò per essere ragguagliato su quello che succede nel mondo e niente, Antonino, la prossima settimana cerchiamo di portare sempre nel piatto della radio qualcosa di interessante, soprattutto dando informazioni. Come dicevo, tutto va in secondo piano, Antonino, in questo momento di fronte a questa escalation militare, però insomma dobbiamo comunque continuare la nostra opera di proselitismo. Radioascoltatori, guardate l'etichetta, radioascoltatori, siete voi importanti come consumatori, radioascoltatori, mi raccomando, perché grazie al vostro lavoro quotidiano come consumatori potete salvaguardare il Made in Italy, aiutare i nostri imprenditori, ma soprattutto fare la scelta giusta quando si va a comprare, indipendentemente anche se è Made in Italy o no, però scegliamo i prodotti giusti, genuini e prodotti che rispettano le regole che ci abbiamo dato ai nostri produttori. Questo è un mantra che dobbiamo dire ogni volta, mi dispiace. Ciao a tutti! Di nuovo, va bene Sveva, allora a questo punto passiamo al qui Parlamento con l'onorevole Dario Giagoni, vai pure.
Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. It was 929 Backstreet Big City. The sun was going down, there was music all around, but that's alright. It was one of those nights when you feel the world stop turning. You were standing there was music in the air. Should have been away, but I knew I'd have to stay. Last train to London, just heading out. Last train to London, just leaving town. But I really want tonight to last forever. I really want to be with you. Let the music play on down the line tonight. It was one of those nights when you feel the fire is burning. Everybody was there, everybody to share. It was alright. There you were on your own, looking like you were the only one around. I had to be with you, nothing else that I could do. I should have been away, but I knew I'd have to stay. Yes, straight to London, just heading out. Yes, straight to London, just leaving town. But I really want tonight to last forever. I really want to be with you. Let the music play on down. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Sveva, questi erano gli Electric Light Orchestra Last Train to London del 1979 e l'ultimo treno per Londra è la metafora che ha usato il professor Gil Segal nella nostra conversazione, citando appunto la canzone degli anni 70 e dicendo proprio questo: Israele ha agganciato l'ultimo treno per Londra, l'ultimo treno che gli avrebbe permesso di combattere contro l'Iran e impedire all'Iran di ottenere la bomba atomica. Altrimenti sarebbe stata la fine. Probabilmente l'Iran si sarebbe dotato delle bombe atomiche e avrebbe potuto tranquillamente puntare il suo coltello atomico alla gola di Israele, che vi ricordiamo essere l'unica democrazia del Medio Oriente, piaccia o meno. Nel frattempo le ultime notizie ci dicono che appunto c'è già un video verificato dalla BBC che è stato girato molto probabilmente alle 17:02 ora italiana, quindi circa un'ora e mezza fa, nel quale si vedono gli attacchi nella zona ovest di Teheran, per cui ribadiamo è in corso una seconda ondata di attacchi a cura dell'aeronautica israeliana. Adesso, Sveva, se sei pronta, possiamo andare con l'intervista al professor Segal, che ci spiegherà da Tel Aviv come vanno
le cose e poi quando io dirò stop, tu ti fermerai la registrazione e io vi darò la traduzione di quello che ci siamo detti con il professor Segal. È un'intervista di una ventina di minuti, cercheremo di essere sufficientemente veloci. Vai pure, Sveva. This evening, it's an honor and a pleasure to meet again with Professor Gil Segal from Israel. You know, he has been our precious guest here in Italy at Radio Libertà. First of all, Professor Segal, I'm really happy to meet you again, also if virtually via Zoom. But first question is this. How are you all now? How is your morale? What do you think about the ongoing situation, especially after President Trump's last words? Because, as you know, he told the Iranians, look, you have to surrender or you are going to face more brutal attacks from Israel. So how it's going now? So the morale is really extremely high for the following reasons. Number one, it's a jaw-dropping situation where the unbelievable achievements, really, like the former ambassador of the US to Israel, Mr. Federman, said, it cannot be only man-made. There must be so many miracles, and look on which side of the miracle God is working. So we all embrace that statement, and I think that this is very exhilarating in the sense that look how light can hit so powerful on evil. The morale is good because also the understanding that in a way we were left somewhat alone. God forbid, think what would have happened if it wasn't the Trump administration right now in office. What would have happened to Israel? So like one of the famous reporters from the United Emirates just said this morning, Israel rose to the occasion. Israel showed it did not ask for mercy. It did not ask for sympathy. It was just asked to let her forces do what they have to do. So to conclude my answer, Israel's citizens are very proud. They are very sensitive to the unfolding of this crisis. But on a first instance, it's clear that the Israelis now can be so proud of their abilities and of the possibilities and the magnificent achievement. Unfortunately, these are all achievements of war. But just think how much achievements this region have gained from the peace, from increasing the quality of life. But now, there's no other way. One nation, the Iranian regime, decided to annihilate Israel. And the world looked aside. We will not look aside, and we're taking care of our lives. Sure. Look, 16 years ago, President Obama didn't give you the airplanes, the Aerotank Ecco qua, airplanes. allora traduciamo questa prima parte. Quindi io ho detto questa sera è un onore, un piacere incontrare di nuovo il professor Gil Segal da Israele. Sapete che è stato nostro gradito ospite qui in Italia a Radio Libertà. Prima di tutto, professore, sono felice di incontrarla di nuovo, anche se virtualmente da Zoom, ma ho la prima domanda per lei. Come state? Com'è il vostro morale? Che cosa pensate di questa situazione attuale, specie dopo le ultime parole di Trump? Perché, come lei sa, ha detto agli iraniani: guardate, dovete arrendervi oppure vi troverete davanti a degli attacchi sempre più brutali, sempre più duri da parte di Israele. Allora come vanno le cose adesso? E lui risponde, dice: il morale è estremamente alto per alcune ragioni. Prima di tutto è una situazione che lascia sconcertati, dal momento che ci sono stati dei successi incredibili, ci sono stati dei fatti incredibili, e questo lo ha detto anche
l'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, il signor Federman, ha detto che quanto è accaduto non può essere solo opera dell'uomo. Ci devono essere stati tutta una serie di miracoli e guardate da che parte Dio sta operando miracoli, dice il professor Seagal. E così tutti quanti noi siamo d'accordo con quello che ha detto appunto l'ex ambasciatore Federman e credo che la cosa sia molto divertente per certi versi, perché guardate come la luce può colpire così forte contro il buio, contro il male. Il morale è buono perché, diciamo così, è il fatto che abbiamo realizzato che in qualche modo eravamo stati lasciati soli. Ma vi pongo questa domanda. Pensate che cosa sarebbe successo se non ci fosse stata ora l'amministrazione Trump in carica? Che cosa sarebbe successo a Israele? E così, come ha detto un giornalista dagli Emirati Arabi Uniti stamattina, Israele si è presentato puntuale all'appuntamento con la storia e ha mostrato di non voler chiedere pietà, non ha voluto chiedere simpatia o comprensione, ha semplicemente chiesto alle proprie forze armate di fare quello che dovevano fare. Per cui, per chiudere, per rispondere alla sua domanda, dice, i cittadini israeliani sono molto orgogliosi, sono molto sensibili a come si sta svolgendo questa crisi, ma prima di tutto è chiaro che gli israeliani adesso si possono sentire orgogliosi delle loro capacità, possibilità, delle conquiste che hanno ottenuto. Sfortunatamente questi sono successi bellici, ma pensate quanti successi questa regione potrebbe guadagnare dalla pace e potrebbe guadagnare in termini di qualità della vita. Ma adesso non c'è altro da fare, c'è solo la guerra. Una nazione, il regime iraniano, ha deciso di cancellare Israele e il mondo è rimasto a guardare. Noi non resteremo a guardare e tuteleremo le nostre vite. Questo è poco ma sicuro. Vai avanti, Sveva. To refill the Israeli airplanes which were intended to bomb and destroy the nuclear Iranian plants there in Tehran, Natanz, and so on. What was it? Was it cowardice? Was it political ability? Was it political shame? Was it what happened? Because now you have Trump, and Trump said, "Look, I didn't want Israel to attack Iran, but now it happened. Now it's happened, and since it happened, we're going to defend Israel because America is not going to leave alone Israel in case Iran decides to retaliate." Unlike the United Kingdom, by the way, shame. I've never was so embarrassed to have heard about the United Kingdom decision not to defend Israel in a case of Iranian retaliation. This is unheard of. If you check with ChatGPT and ask him, is there a country from the UN that vowed to destroy another country? The answer is simple, no, except for one, and that is Iran, that vowed and is actively engaged in attempts to eradicate, to kill, to annihilate the Jewish state from the planet Earth. So going back to the Obama presidency, we now, it's very clear to everyone that it was a political short sight. It was complete misunderstanding of the vectors of power in the Middle East. It was the ignorance on the theological basis for the conflict here, where political rationalization means so little in the sense of, can we buy peace? Can we allow them to move only to energy, civic and energy project? And as the International Atomic Committee just announced this week, that Iran fooled the American, fooled the Western world, and allowed themselves to reach to the breaking point. This date is by no accident. The Iranian regime reached the last minute of opening the door to nuclear weapon abilities.
That is the reason. That is the timing for this self-defense preemptive strike. So unfortunately, when mighty nations are held by people that lose moral clarity and lose the ability to differentiate between good and bad, between evil and right, then yes, we were not allowed to attack in 10 years ago, and now we had to make this strike on the very last train to London, like they say in the song. Sure, yeah, the Electric Light Orchestra, Let's Train to London, 1979. Stop. I know it very well. Let's Train to London, just... Stop, Sveva, ecco qua. Allora, che cosa ci siamo detti in questa seconda parte della nostra intervista? Ho chiesto, professore, 16 anni fa il presidente Obama non vi ha dato gli aerei, le aerocisterne per rifornire in volo i caccia israeliani che avrebbero dovuto distruggere gli impianti iraniani vicino Teheran, Natanz e così via. Che cosa è stato? È stato vigliaccheria? È stata capacità calcolo politico? È stata vergogna politica? Che cosa è accaduto? Perché ora avete Trump e Trump l'ha detto, dice io non voglio che Israele attacchi l'Iran, però è accaduto. E siccome è accaduto, adesso noi difenderemo Israele perché l'America non lascerà da solo Israele nel caso in cui l'Iran decida di vendicarsi. E lui mi ha risposto, a differenza del Regno Unito, che in ogni caso si deve vergognare. Non sono mai stato così imbarazzato nell'aver sentito notizie dall'Inghilterra e nell'aver sentito parlare dell'Inghilterra. La loro decisione di non difendere Israele in caso di una vendetta iraniana. Questa è una cosa che non si era mai sentita fino ad oggi. Se tu fai una domanda a ChatGPT e gli chiedi c'è un paese che fa parte delle Nazioni Unite che si è impegnato a distruggerne un altro, la risposta è semplice, no, eccetto per uno, e quell'uno è l'Iran che si è impegnato si muove attivamente per sradicare, uccidere, annichilire lo Stato ebraico dal pianeta Terra. E così, tornando alla presidenza Obama, sì, sappiamo che è molto chiaro a tutti che è stata una assoluta mancanza di capacità di visione politica, è stata una completa mancanza di comprensione degli equilibri di potere nel Medio Oriente, è stata l'ignoranza su base teologica per il conflitto qui, perché la razionalità politica significa molto poco, non c'è molta razionalità politica nel chiedersi possiamo comprarci la pace, possiamo permettere all'Iran di ottenere, di mandare avanti dei progetti soltanto per dell'energia atomica a uso civile? E come ha detto questa settimana l'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che fa parte dell'ONU, l'Iran ha preso in giro gli americani, ha preso in giro tutto l'Occidente e si è permesso di raggiungere il punto di rottura. Il fatto che questo dato non è una cosa casuale, il regime iraniano ha raggiunto proprio l'ultimo minuto prima di aprire la porta alla capacità di sviluppare armi atomiche. Questo è il motivo, questo è il tempismo per questo attacco preventivo di autodifesa. E così sfortunatamente quando delle nazioni molto forti vengono guidate da persone che perdono chiarezza morale, capacità di distinguere tra bene e male, tra giusto e sbagliato, allora sì, a noi non è stato permesso 10 anni fa di attaccare l'Iran e ora dovevamo fare questo attacco sull'ultimo treno per Londra, come dice appunto la canzone degli Electric Light Orchestra che avete sentito poco fa prima dell'inizio del nostro cognome e del nostro colloquio, scusate. E infatti io poi gliela canticchio e gli dico sì, l'Electric Light Orchestra, Let's Train to London, Just Leaving Out, l'ultimo treno per Londra, e Israele lo ha preso e così grazie a Dio hanno preso l'ultimo treno per Londra. Ma adesso ho una domanda per lei. Cosa crede che succederà? Perché stamattina ho parlato col portavoce italiano del principe ereditario dell'Iran, Reza Pahlavi, il figlio dello Shah, e mi ha dato un comunicato stampa da parte del principe. E il principe ha scritto: guardate, questa non è una guerra degli iraniani contro gli israeliani, ma della Repubblica Islamica contro Israele, per cui l'esercito
e la polizia stiano dalla parte del popolo. E dovete fare una rivoluzione per distruggere il regime islamico. Allora, credi che questo possa accadere? Credi che la gente distruggerà questo regime che da 46 anni vi minaccia? Sentite che cosa mi risponde. Vai pure, Sveva. Living out and Israel catched it. So thank God they catched the last train to London. But right now, I have a question for you. Another question for you. What do you think is going to happen? Because early in the morning, I spoke with the Italian spokesperson for Crown Prince Reza Pahlavi, the Shah's son, and he gave me a press communique by the prince. And he wrote, look, this is not a war of Iranians against Israelis. It's a war of the Islamic Republic against Israel. So please, army and police, stand with the people. And you have to act, you have to make a revolution in order to destroy the Islamic regime. So, do you think this kind of words are going to be heard by the people? Do you think people is going to destroy this evil regime, which for 46 long years has been menacing you? Well, I would say two things. Number one, they have been brutal not only to Israel, but first and foremost for their own people. So I agree completely that this is a satanic regime that used religious excuses to abuse, rape, burn, kill its own people, and how much more so they will do with Israelis and Jews. However, I would not paint it too pink, because the regime is not just a regime. There's millions of people that support this regime. Yeah. So we need to be realistic. Clearly, Israel is not in the business of overturning regimes, of creating revolution. That's not. Israel is about defending itself. Can the Iranian people rise to the occasion and show that they have a different desire to live their lives? I truly hope so. This will require many sacrifices on the Iranian people. And we've seen all the riots and all the demonstrations after the brutal killing of Iman, that lady, 26-year-old girl that was killed because she was not wearing the hijab properly, and they beat her to death. So then there were millions on the streets. But Iran is a large nation, so you need more than just millions, and you need determination, you need conviction, and of course you need the aid of allies in the neighborhood, in the region. But hopefully this will transpire. Israel is there to do one thing, to remove the threat, and from there it's for the Iranian people to decide their fate. Sure. They have to decide for their fate, and we hope it's going to be a democratic fate, and also a democratic relationship and a free, peaceful relationship with the Israel and Israeli people, because you've been friends for a long time before the 1979 revolution. So the truth is the following: Israel has been friends with the Shah, the regime before the revolution. However, we must be frank. Allora, qui abbiamo parlato della situazione e quindi io gli ho chiesto appunto che cosa succederà. Lui mi dice, vorrei dire due cose. La prima, gli iraniani sono stati brutali non solo verso Israele, ma prima di tutto con la loro gente stessa. E così sono d'accordo sul fatto che questo sia un regime satanico che ha utilizzato scuse religiose per abusare, stuprare, bruciare, uccidere la sua stessa gente. E figuratevi quanto altro sarebbero in grado di fare con gli israeliani e soprattutto con gli ebrei. In ogni caso non vorrei dipingere la situazione troppo rose e fiori, perché questo regime non è soltanto un regime, ci sono anche milioni di persone in Iran che lo appoggiano. Allora dobbiamo essere realistici. Chiaramente Israele non è qui per
rovesciare dei regimi o per fomentare delle rivoluzioni. Non è questo il caso. Però Israele è qui per difendersi. Gli iraniani possono sfruttare l'occasione e dimostrare che hanno un desiderio di vivere in maniera diversa le loro vite? Io lo spero davvero. Questo richiederà molti sacrifici al popolo iraniano. E abbiamo visto tutte le rivolte, tutte le dimostrazioni dopo le manifestazioni, dopo l'uccisione brutale di Iman, quella ragazza di 16 anni che è stata uccisa, l'hanno pestata a sangue, signori, ricordatevelo, pestata a sangue, perché non stava indossando l'hijab secondo le regole, e l'hanno pestata fino alla morte. E allora sono scesi a milioni per le strade, ma l'Iran è una grande nazione, per cui abbiamo bisogno di molto più che di qualche milione di iraniani, e c'è bisogno di determinazione, c'è bisogno di impegno. Naturalmente c'è bisogno anche degli alleati vicini e nell'area, ma questa cosa, diciamo così, non sarà un'occasione persa. Israele è qui per rimuovere una cosa, cioè rimuovere la minaccia, e da qui il popolo iraniano dovrà decidere liberamente il proprio destino una volta cancellato questo regime. Vai pure, Sveva. It wasn't a democratic liberal society. Some parts of it wasn't, but it was a very strong autocratic regime. So again, this just shows you how Israel is so unique in the Middle East, in the entire Middle East. There's no other vibrant democratic liberal society, again, which Europe should support 100%, and not like we just heard from the Prime Minister of the United Kingdom, we don't care about you, what happened to you, it's your job, it's your mistakes, deal with the results. Awful, unacceptable, immoral position. So Europe should support the only democratic state. Iran was never such. It was, in a way, some of it was, but not as we would expect. So hopefully the Iranians, again, should be able to resume a free society and decide on the fate with, hopefully, what we understand is democratic liberal society. But I must say that looking around, the prognosis of this region seems rather bleak. It's not so positive. I mean, see what happened in Egypt, okay? Sure. After Obama gave his speech, and we saw what happened with the Arab Spring. It only led to countless death and brutality, and we didn't see the change that we hoped for. So I guess it's up to the people, and the West should help in any conceivable way the democratic forces within Iran to take power, to be in a possibility to create prosperity, a liberal prosperity to the people. Let's take a look around Iran, and let's take a look about Iran's friends. Russia said we condemn this attack. China said we condemn this attack. Allora, che cosa ci siamo detti qui, appunto, vi stavo dicendo. È chiaro che, gli ho detto io, è chiaro che gli iraniani devono decidere il loro destino, e speriamo che sia un destino democratico, e anche una relazione democratica e una relazione libera e in pace con Israele e con gli israeliani, perché voi siete stati amici per molto tempo prima della rivoluzione del 1979. E lui mi risponde: guarda, la verità è questa, Israele è sempre stata in pace con lo Shah, con il regime prima della rivoluzione, però dobbiamo essere sinceri, non era una società democratica e liberale. Una parte di essa lo era, ma era comunque un regime autocratico molto forte. E così questo ti dimostra che Israele è così unico nel Medio Oriente, nell'intero Medio Oriente. Non c'è un'altra società democratica, liberale e piena di vita che l'Europa dovrebbe appoggiare al 100%, e non come abbiamo sentito da Keir Starmer, il primo ministro inglese: ah, non ce ne frega niente di voi, di quello che vi è successo, che affari vostri, sono problemi vostri, vedetevela voi. È una posizione immorale, orrenda e inaccettabile.
Per cui l'Europa dovrebbe, dice ancora il professor Seagal, appoggiare l'unico Stato democratico dell'area. L'Iran non lo è stato mai, lo era in qualche modo nel passato, ma non come ce lo saremmo atteso dal nostro punto di vista. E così spero che gli iraniani ancora una volta siano in grado di resuscitare una società libera e decidere il loro destino, che speriamo, almeno dal nostro punto di vista, è una società democratica e liberale. Ma devo dire che se mi guardo attorno, la prognosi per l'area del Medio Oriente mi sembra abbastanza grave, non è così positiva. Voglio dire, hai visto quello che è successo in Egitto? Dopo che Obama nel 2011 aveva fatto il suo discorso ed erano cominciate le primavere arabe, tutto questo ha portato soltanto a morti senza fine, brutalità, e non abbiamo visto il cambiamento che ci saremmo aspettati. E aggiungo una cosa, mi pare che noi continuiamo ancora a pagare in termini di immigrazione quello che è successo con quelle primavere e in termini di rischio terroristico. Quindi tocca alla gente, tocca agli iraniani, e l'Occidente dovrebbe aiutare in ogni modo possibile le forze democratiche all'interno dell'Iran perché prendano il potere, siano in posizione per creare prosperità, una prosperità liberale per le persone. Adesso io gli chiedo che cosa ne pensa del fatto che la Russia ha condannato questi attacchi, e così la Cina. Vi ricordo che la Russia ha accordi di cooperazione, anche se non militare, diciamo, non di mutua difesa militare, con l'Iran. Poi c'è Hamas a Gaza, poi c'è ancora Hezbollah, gli Houthi. Ecco, che cosa succederà adesso? State a sentire, vai pure Sveva. Then we have Hamas in Gaza, which always says, oh, look, how awful are the Jews, how bad and evil is Israel, and so on. Houthis have been beaten also by the Americans. So, do you believe Israel is going to be free and safe from terrorism right now? Do you believe things are going to change also in Gaza too, and with the Houthis, and that's what, and Hezbollah too? Yes. So this is a very delicate multiplayer tango. Now, of course, China and Russia, as you mentioned clearly, are the only one that refused to condemn Iran for its breaches of the international nuclear energy accord. So, but they are really not so much against Israel as they are against the United States of America. So they are fighting against the monopoly, the power of the powers of the United States. So this is the major players, if you want, battle. So Israel is caught in the fire between America on the one side and China and Russia on the other side. And China, of course, and Russia sided on other areas, such as the war in Ukraine and the attempt to defeat the terrorist organization Hamas in the Gaza Strip. They were sided with them. So unfortunately, history always will see two sides, the sides that are supportive of democratic and liberal forces and the opposite side. In that sense, the Houthis are not important per se. They're only a proxy of Iran, the same for Hamas. So in that sense, if you chop the head of the snake, which is Iran, then eventually the others will fall apart. The Houthis could not create whatever they have. The Houthis are basing the capabilities on Iranian technology and Iranian support. What will happen to Israel? I think it's a complicated question because Israel, and I will say this again and again, Israel is Europe lakmus paper. Whatever happens to Israel now will be on the frontiers of Europe tomorrow. Close not your eyes, shut not your ears. It's on your front, on the steps of your houses. So Israel now, you are now having a test case. It's like a control study. Yeah. Look what happens to Israel. Look on the forces that are against Israel, and they will be the forces against NATO. They'll be the forces against Europe. These are the very same forces. So I humbly make a plea to Europe,
to the Vatican, to Italians that are listening to us. What now is happening to Israel is in your backyard, just tomorrow. So lift your eyes a bit higher to the horizon and side with Israel, because that's where you have to be. Yeah, sure, for sure. That's right. We have to stand with Israel, especially Stop. right now, against. Ecco, io adesso vi invito ad aprire bene le orecchie, perché il professor Segal dice una serie di cose molto importanti e fa un appello molto importante. Allora io gli ho detto, dici, guardiamo appunto all'Iran, guardiamo gli amici dell'Iran, la Russia ha condannato l'attacco, la Cina pure, poi c'è Hamas a Gaza che dice sempre, oh come sono brutti gli ebrei, quanto è cattivo Israele e così via. Gli Houthi sono stati colpiti anche dagli americani. Allora, credi che Israele sarà libero e sicuro senza dal pericolo terroristico dopo questo attacco? Credi che le cose cambieranno anche a Gaza e con gli Houthi e con Hezbollah? Lui dice, guarda, questo è un gioco su tra vari giocatori e a livello multiplayer. Ora, naturalmente, la Cina e la Russia, come hai detto prima, sono gli unici che si rifiutano di condannare l'Iran per il fatto che non ha rispettato gli accordi sull'energia atomica, ma loro non è che lo fanno perché ce l'hanno con Israele, in realtà ce l'hanno con gli Stati Uniti d'America, stanno combattendo contro il potere degli Stati Uniti d'America e questi sono i tre giocatori più importanti di questa battaglia. Per cui Israele è finito nel centro di una disputa tra l'America da una parte, Cina e Russia dall'altra parte. Cina e Russia naturalmente, diciamo così, si sono messe d'accordo anche su altre aree, per esempio la guerra in Ucraina, i tentativi per combattere l'organizzazione di Hamas nella striscia di Gaza. Vi ricordo che Putin ha ricevuto i funzionari di Hamas quando c'è stato l'attacco del 7 ottobre. Loro sono sempre stati dalla parte di questa gente. E così, sfortunatamente, la storia avrà sempre due lati. I lati a favore delle forze democratiche e liberali e l'altro lato. In questo senso gli Houthi non è che sono importanti in quanto Houthi, loro sono soltanto marionette nelle mani dell'Iran e così è Hamas. Per cui se tu tagli la testa al serpente, che è l'Iran, allora eventualmente anche loro cadranno. Gli Houthi non hanno potuto fare quello che hanno fatto così dal nulla. Lo facevano sulla base della tecnologia e dell'appoggio fornito dall'Iran. Che cosa succederà a Israele? Credo sia una domanda molto complicata e dirò questa ancora una volta. Israele è la vostra cartina di tornasole, aprite bene le orecchie. Qualunque cosa succeda a Israele adesso sarà alle frontiere dell'Europa domani. Non chiudete i vostri occhi, non chiudete le vostre orecchie. È il vostro fronte, è alle soglie delle vostre case. Per cui con Israele adesso voi avete una sorta di studio di laboratorio. Guardate che cosa succede a Israele, guardate alle forze che sono contro Israele e saranno le forze che si schiereranno contro la NATO, saranno le forze che si schiereranno contro l'Europa, sono le stesse forze. Per cui faccio un appello umilmente all'Europa, al Vaticano, agli italiani che mi stanno ascoltando. Quello che sta accadendo adesso in Israele è nel vostro giardinetto di casa ed è semplicemente quello che succederà domani. Per cui alzate gli occhi un po' più alto dalla linea dell'orizzonte, mettetevi dalla parte di Israele perché è la parte da cui dovete stare. Avanti. An evil state, a mobster state, which used Holy proxies just like the Italian mafia, because that's a mobster state, a mafia state. It's not a joke. That's the truth. That's a reality. I agree. I have to tell you this. This morning, when I woke up and I heard the news about the Israeli attack, I thought now Benjamin Netanyahu is going to become your Winston Churchill. Am I right, or is he still a corrupt guy and a guy which acts only to retain power as long as possible?
So I think that that's what I think critics say. So I think most Israelis appreciate this as a blunt propaganda, anti-Israeli propaganda, where Netanyahu is just the scapegoat for that. Clearly, Netanyahu is a prime political player. There's no question. But this person, we all Israelis acknowledge, and this is really, I mean, something that is shared by society, that is that Netanyahu has this charisma, has this destiny, historical destiny that is shaping the history of Israel on the large scale. The big events, reshaping the Middle East, making the right decisions on the global scale. He has a lot of interior problems which are, I would almost say, embarrassing. They shouldn't have taken place, but these are the small, petty things. On a large scale, he has made the decisions that really changed the fate of history, and no one can take that away from him. And clearly, because of the animosity towards the right wing in Israel, because of the complete, I would say, superiority of Netanyahu as a leader, as a speaker, as a rhetoric, as a strategic person, he leaves all his opponents in the back. So we have this dichotomy, Netanyahu as a global leader and the petty local issues that, of course, we're not happy with at all. So this is a complex situation, but we are all people of faith in Israel, and there's a reason Netanyahu is our prime minister at this time. Yeah. Look, I have a last question for you. It's Sure. going to be Shabbat in Israel. How do you live this historical Shabbat? Because today it's June 13th, 2025. And if I well remember, this was the last day of the 6 Days War in 1966. Ecco, a questo punto, mentre ci avviamo all'ultima domanda che io gli ho posto, vi dico che cosa gli ho chiesto prima, chiaramente. Gli ho detto, dice, chiaro, dobbiamo stare dalla parte di Israele, specie ora, perché ci dobbiamo porre contro uno stato del male, uno stato mafioso che usa tutte le sue marionette, esattamente come la mafia italiana, perché è uno stato mafioso e non è uno scherzo. Questa è la verità, questa è la realtà. Sono d'accordo, mi ha detto lui. E poi gli ho detto, vorrei chiederti questo. Dice, stamattina quando mi sono alzato e ho saputo dell'attacco israeliano, ho pensato che adesso Benjamin Netanyahu sta per diventare il Winston Churchill israeliano. Sto dicendo una cosa giusta oppure è ancora un corrotto che agisce solo per mantenere il potere il più a lungo possibile? E allora lui risponde, dice, penso che molti israeliani ritengono questo come della propaganda di quart'ordine anti-israeliana, nella quale Netanyahu viene visto come capro espiatorio per tutto quello che sta succedendo. Chiaramente Netanyahu è un attore politico di primo livello, non c'è dubbio su questo, ma questa persona, e noi israeliani siamo tutti d'accordo ed è qualcosa che è condiviso da tutta la società, siamo anche d'accordo sul fatto che Netanyahu ha questo carisma, il suo destino storico, sta plasmando la storia di Israele su larga scala, i grandi eventi, sta ridisegnando il Medio Oriente, sta prendendo le decisioni giuste su scala globale. Certo, ha un sacco di problemi interni al paese che vorrei dire sono francamente imbarazzanti. Non si sarebbero dovute verificare determinate situazioni, ma queste, rispetto a quello che sta facendo, sono peccatucci. Su larga scala lui ha preso le decisioni che hanno realmente cambiato il destino della storia e nessuno gliele può negare, e chiaramente a causa anche dell'odio contro la destra in Israele, a causa anche della completa, vorrei dire, superiorità di Netanyahu come leader, oratore, retore, come persona diciamo così, capace di prendere delle responsabilità strategiche, lui lascia alle spalle tutti i suoi nemici. E così abbiamo questa dicotomia, Netanyahu come leader globale e i problemi, i peccati locali
dei quali ovviamente noi non siamo affatto contenti. Quindi è una situazione molto complessa, ma sai, noi siamo gente di fede qui in Israele e quindi c'è un motivo per il quale lui è il nostro primo ministro in questo momento. E adesso concludiamo l'intervista. Vai pure Sveva fino alla fine. 7. Early in the morning, you destroyed the Iran defenses against airplanes, and it has been a really courageous action, just like you did in 1967 against the Egyptian Air Force. So you still continue to maintain this courage and this, how can I say, and this courageous spirit as a nation. So Israel has become more courageous, or still continues to be a courageous, strong nation, no matter what is going to happen in the next days? I think that it's very early at this moment. It's less than 12 hours since the beginning of or it's around 12 hours between the beginning of the battle. We are courageous in our spirit. We are optimistic about the future. And as Ben Gurion said many, many times ago, and Ben Gurion, by the way, Ben Gurion was not a person of faith. He was a socialist, an atheist, but he said, if you are not believing in miracles in Israel, you are not a realistic person. So we have this courageous, we have this unbreakable will. Remember, it's like a steel. The harder you hit on it, the stronger it becomes. And the Jews, unfortunately, have been hit again and again and again. And now the steel is forged so forcefully. And I would finish by a prayer that we will be able to take all this power, all this might, all this innovation, and turn it not for war and self-defense, but for prosperity for all people around Israel. And we see this. We see how Israel is contributing to African countries, to the United Emirates, to right now to Lebanon. They're allowing them to rebuild the country. Now we're aiding Syrian citizens in the civil war in Syria. So I mean, there's so much good that Israel can spread. Just one small thing. Let it be. Sure, let it be. And let Israel forever be and live in peace. Am Israel Chai, my friend. Am Israel. And God bless you all. And God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you. Allora, rieccoci qua, chiudiamo quindi la nostra intervista. Io gli ho chiesto, ho un'ultima domanda per te. Sta per essere Shabbat, sabato in Israele. Come lo vivete questo Shabbat così storico? Perché oggi è il 13 di giugno e se ricordo bene è stato l'ultimo giorno della guerra dei 6 giorni nel 67. All'alba di quest'oggi voi avete distrutto le difese iraniane antiaeree ed è stata un'azione molto coraggiosa come avete fatto nel 67 contro l'aeronautica egiziana. E così continuate a mantenere questo coraggio, questo spirito coraggioso come nazione. E Israele dunque è diventato più coraggioso, continua a essere da sempre una nazione coraggiosa malgrado tutto quello che succederà, che potrà succedere nei prossimi giorni. E lui dice, guarda, penso che sia ancora troppo presto per esprimersi. Dopotutto la battaglia è cominciata da appena 12 ore. Siamo coraggiosi, abbiamo uno spirito coraggioso, abbiamo ottimismo per il futuro. E come ha detto Ben Gurion molto tempo fa, Ben Gurion peraltro era un ateo ed era un socialista, ma ha detto: se non credi ai miracoli in Israele non sei una persona realistica. E allora noi abbiamo questa volontà coraggiosa, indistruttibile. Ricorda, è come il ferro, più lo pesti e più diventa forte. E gli ebrei sfortunatamente sono stati colpiti ancora e ancora. E ora questo acciaio è stato forgiato per effetto della forza che gli è stata applicata. E vorrei finire facendo una preghiera, cioè che un giorno noi si possa utilizzare tutta questa potenza, tutta questa forza, tutta questa innovazione, non per la guerra e l'autodifesa,
ma per la prosperità di tutte le popolazioni che vivono attorno a Israele. E lo vediamo come Israele contribuisce ad aiutare i paesi africani, come aiuta e collabora con gli Emirati Arabi Uniti, come sta aiutando adesso il Libano, come li sta aiutando a ricostruire il paese. Adesso stiamo aiutando anche i siriani in Siria, per cui c'è tanto bene che Israele può fare e può diffondere nel mondo. E allora, solo una piccola cosa, facciamo che questo accada. Gli ho detto certamente, facciamo che questo accada e che Israele possa vivere per sempre in pace. Am Israel Kai, amico mio, Israele vive. Am Israel Kai e che Dio vi benedica tutti. Grazie. Ecco, questa è stata la nostra conversazione di questa sera. Sveva, ti chiedo un breve jingle e poi rientriamo per l'ultima parte della trasmissione, senza musica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea. Grazie Sveva. Allora, sono le 19:27 minuti e 33 secondi. Noi chiudiamo la nostra trasmissione dandovi gli ultimi aggiornamenti su questa seconda ondata di attacchi che si sono verificati in Israele. Intanto vi dico questo, che l'agenzia stampa Fars, che è un'agenzia stampa iraniana, riferisce che si sono sentite delle esplosioni alle 18:50 circa vicino al sito nucleare di Fordow. Fordow è a sud di Teheran, circa 32 chilometri a nord-est della città santa di Qom, dove è sepolto Khomeini, per capirci. Si trova a circa 100 metri sottoterra. Ci sono alcune informazioni, le prime informazioni di persone che parlano di esplosioni sentite accanto a questo sito. Tra l'altro è un sito di sviluppo atomico che Teheran ha nascosto per lungo tempo al mondo e diciamo così gli Stati Uniti e le principali potenze europee avevano in precedenza espresso preoccupazione sulla scoperta di particelle di uranio arricchite fino all'83,7% in questo specifico sito. Sopra il 90% è tutta roba che si può usare per fare una bomba, tanto per darvi un dato. Israele stamattina all'alba ha colpito il sito nucleare di Natanz. La IEA dice che i livelli radioattivi fuori da Natanz sono rimasti intatti, ma la contaminazione radioattiva all'interno può essere gestita con appropriati mezzi di protezione. Questo nel caso in cui dentro il laboratorio di Natanz ci fossero state delle esplosioni delle centrifughe, per esempio. Ancora, adesso giunge notizia delle 19:05, fonte sempre la BBC, che il sistema di difesa aerea radar di Gerusalemme si è innescato e scattato a quell'ora. Perché? Perché viene fuori che sarebbero stati lanciati dei razzi dallo Yemen contro Israele e adesso le IDF stanno bloccando questo lancio. Inoltre la polizia distrettuale di Gerusalemme è pronta a condurre delle analisi nelle zone in cui sono caduti questi razzi. Un'ultima cosa che vi voglio dire è che sostanzialmente il presidente americano il presidente Trump ha detto che la prima ondata di attacchi da parte di Israele è stata eccellente e ha detto che gli Stati Uniti avevano dato una chance all'Iran, ma loro non l'hanno voluta. La strategia, osserva ancora la BBC, del presidente Trump al momento sembra essere quella di sperare che l'azione militare spinga l'Iran a fare delle nuove concessioni. È una delicata controdanza per distanziarsi dalle azioni di Israele, mentre prova ovviamente a trarre vantaggio sul tavolo negoziale da quanto sta accadendo. Molto bene, questo è quello che succede. Possiamo aprire brevemente il telefono allo 0292947222 se qualcuno di voi vuole intervenire, altrimenti noi andiamo a concludere la nostra trasmissione con l'ultimo faccia a faccia di stasera. Anzi no,
Sveva, puoi preparare per favore il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi? Quando è pronto avvisami pure che lo mandiamo volentieri in onda, perché anche oggi abbiamo il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi. Quando vuoi ce l'ho. E allora vai pure, grazie. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è riuscito a chiudere con successo la sua battaglia fracassante con la Cina a proposito dei dazi doganali. In base a questi accordi, gli Stati Uniti applicheranno un dazio del 55% sulle importazioni dalla Cina, mentre la Cina si limiterà ad applicare un dazio medio del 10% sulle sue importazioni dagli Stati Uniti. L'accordo, così come è stato spiegato poc'anzi, sembra squilibrato, ma non lo è perché la Cina era stata sinora favorita dalla inspiegabile indifferenza su questo tema da parte dei precedenti presidenti democratici a partire da Barack Obama. Ma questo accordo fra Trump e Xi Jinping è anche un accordo storico, perché questo mega contenzioso commercial politico non era tanto fra gli Stati Uniti e il resto del mondo, che pure esiste, ma era soprattutto fra gli Stati Uniti e la Cina. Adesso che Washington e Pechino si sono messi d'accordo, l'intesa degli USA con gli altri paesi del mondo sarà molto più facile e l'economia globale non ne potrà che trarre beneficio. Bene, noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, vi vogliamo lasciare con questo secondo faccia a faccia. L'amico Giuseppe Brienza ha parlato con il professor Marco Paolino del giubileo. Ci sarà il giubileo dei governanti, giorno 17, e naturalmente è un momento molto particolare di equilibrio e di interrogazione, diciamo così, di analisi per la classe politica non soltanto italiana ma anche e soprattutto globale. Allora vi lasciamo con questa interessante conversazione. Al termine, dopo la sigla, avremo Umberto Bindi con Arrivederci del 1955. Domani alle 8 Pier Vittorio Scimia con la rassegna stampa, con lui Matteo Desio. Io alle 9.35 Trattabili col Garage dell'Alfista. Se avete voglia, lunedì alle 7.30 la rassegna stampa condotta da me, per il momento in sostituzione di Semmi, ci sarà ancora una volta su queste magiche onde. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Abbiamo oggi come ospite il professor Marco Paolino, che è docente di storia contemporanea all'Università Pegaso. Lo abbiamo invitato perché il martedì 17 giugno sarà protagonista a Roma di una interessante conferenza che si intitola Il potere e il servizio. Si terrà presso l'associazione ICEF in via delle Belle Arti 10 al centro di Roma alle 19.30. Fra le iniziative appunto per la prossima manifestazione nel cammino giubilare, che è il Giubileo dei Governanti, che si avrà alla Basilica di San Pietro in Vaticano il 20, 21 e 22 giugno. Ecco, professore, come si inserisce la sua conferenza e perché è importante anche dal punto di vista cristiano poter mettere in relazione il potere e quindi la politica e il servizio? Buongiorno a tutti, grazie dottor Brienza dell'invito che mi ha rivolto. Il Giubileo dei Governanti è un appuntamento importante all'interno dell'anno giubilare, una delle stazioni di maggior interesse nell'ambito del programma di questo 2025. E la riflessione che io condurrò sul rapporto fra potere e il servizio, la relazione fra questi due concetti, trae la sua origine dalla riflessione che ha condotto Joseph Ratzinger, prima come teologo, illustre teologo, poi successivamente anche negli anni in cui è stato a servizio della Santa Sede come prefetto per la Congregazione della Dottrina per la Fede e poi alla fine come Papa Benedetto XVI.
Ecco, questo rapporto fra potere e servizio, questo tema del che cos'è il potere e che cos'è il servizio, ha caratterizzato diverse riflessioni, anche diversi lavori che Joseph Ratzinger ha pubblicato nel corso della sua vita. Un autore particolarmente vicino a Joseph Ratzinger era Georges Bernanos, e quindi la riflessione di Ratzinger si innerva con quella di Bernanos. Qual è l'esempio di potere in negativo, cioè di che cosa non deve essere il potere per Joseph Ratzinger? Beh, la figura di Ponzio Pilato. Ponzio Pilato che non prende nessuna decisione, che non decide di non salvare Gesù. Per quale motivo? Per convenienza, per carriera, per interesse personale. E questo non è assolutamente il servizio come Ratzinger lo intendeva, e soprattutto come lo intendeva Gesù. Nel Gesù di Nazareth ci sono delle bellissime pagine dedicate a questo tema, e credo che valga la pena oggi riprendere questa riflessione di Ratzinger, perché l'attuale pontefice, Papa Leone XIV, è un agostiniano e quindi trae la sua origine dal pensiero di Sant'Agostino. Negli ultimi 2 secoli chi si è confrontato con il pensiero di Sant'Agostino, e soprattutto chi è riuscito anche a trarre dei grandi insegnamenti di attualità dal pensiero di Sant'Agostino, è proprio Joseph Ratzinger. Quindi io credo che mai come in questo momento la figura di Ratzinger sia attuale, anche alla luce della figura e dell'insegnamento di Papa Leone XIV. Per quanto riguarda invece lo specifico del programma del Giubileo dei governanti, che si può consultare sul sito del Giubileo, in 2 giorni particolarmente, il 21 e il 22 giugno, durante questo appuntamento promosso dal Dicastero per l'Evangelizzazione, il cui prefetto è Monsignor Rino Fisichella, saranno presenti molti sindaci, amministratori locali d'Italia. Infatti il programma poi della 2 giorni prevede momenti di riflessione, preghiera, partecipazione comunitaria, culminando poi nella serata del 21 giugno con il concerto Armonie di Speranza, che vedrà protagonisti anche le nostre grandi bande dei vari comuni e municipi d'Italia. Ecco, vorrei chiederle come mai è importante, soprattutto per un paese come il nostro, connotato spesso dall'astensionismo, parlo di votazioni politiche e amministrative perché nell'ambito del referendum fa parte proprio della logica, diciamo, prevista dai costituenti, perché è importante riaffermare anche con queste manifestazioni il valore del servizio pubblico come vocazione civile e umana. Quando si parla di politica come vocazione, la vocazione è importante, perché la vocazione per un cristiano è la chiamata di Dio. Lo vediamo nell'Antico Testamento con la figura di Abramo, lo vediamo nel Nuovo Testamento con la chiamata di Pietro, degli apostoli da parte di Gesù. La nostra vita è una vita di vocazione, veniamo chiamati da Dio al nostro lavoro, al nostro impegno, alle nostre scelte familiari, all'educazione dei figli. La vocazione caratterizza la nostra esistenza. Max Weber chiamava la politica come vocazione, parlava di politica come vocazione. Anche la politica quindi è una chiamata da parte di Dio nei confronti di ciascuno di noi. Ecco perché la politica quindi non è fine a sé stessa, non è autonoma, ma in qualche maniera è un servizio che noi rendiamo a chi ci ha chiamato. Quindi una prospettiva, quella della politica come la intende il cristianesimo, molto diversa da quella di Machiavelli, dove la politica è una tecnica e soprattutto è autoreferenziale, è autonoma rispetto a qualsiasi chiamato o a qualsiasi ordine di valori a cui fa riferimento. La politica quindi che è autonoma, la politica che deve risolvere i problemi senza avere un riferimento a chi ti ha chiamato a far politica, è una politica screditata, è quella che noi vediamo tutti i giorni nella nostra quotidianità. Invece non è così, perché come ogni scelta che noi facciamo, come ho detto prima, familiare e di educazione, di lavoro, è una vocazione, cioè una chiamata a cui noi siamo stati in qualche maniera invitati da Dio nella nostra vita.
Ecco perché dobbiamo recuperare il valore alto della politica, la politica con la P maiuscola, come ci ha insegnato Papa Francesco, proprio in nome di questa fedeltà alla chiamata che Dio ha rivolto a ciascuno di noi. In occasione del Giubileo dei governanti saranno presenti non solo amministratori locali, ma anche governanti dei paesi di tutto il mondo. E a questo proposito volevo, consultarla, insomma, su una delle ultime intenzioni mensili che Papa Francesco aveva proprio dedicato ai governanti, riprendendo l'insegnamento della dottrina sociale della politica come una delle forme più alte della carità, perché cerca ovviamente il bene comune. E ci ricordava Papa Bergoglio, parliamo di politica con la P maiuscola, non della roba da politicanti, diceva il nostro precedente pontefice. E in particolare, riprendeva il concetto di sviluppo umano integrale. Ecco, la fine dell'intenzione per i leader politici, per i governanti dell'agosto del 2024 era proprio questa: preghiamo perché i leader politici siano al servizio della propria gente, lavorando per lo sviluppo umano integrale, lavorando per il bene comune, prendendosi cura di chi ha perso il lavoro e privilegiando i più poveri. Naturalmente anche nel concetto di più poveri, professore, aggiungiamo noi, sono inclusi le persone ancora non nate, no? Le persone al tramonto, quindi parliamo insomma di difenderle, anche le persone a rischio di essere impedite di nascere, oppure di avere interrotta artificialmente la propria vita perché non più utili, come diceva Papa Francesco, nell'ottica della cultura dello scarto. Ecco, che cosa possiamo riprendere di questo insegnamento della politica con la P maiuscola? Ma io vorrei, da questo punto di vista, fare 2 riflessioni. La prima è che nel Giubileo dei governanti si parla anche del valore che hanno avuto le autonomie, potremmo dire le comunità locali, le tradizioni, le culture, le identità nella storia, soprattutto dell'ultimo millennio, a partire dal Medioevo in poi. La politica è stata anche la politica di luoghi, dei territori, delle persone che vivono in quei luoghi e quei territori, e quindi un richiamo a questo valore. E la politica con la P maiuscola quindi non può non tener conto di quelli che sono i bisogni e le esigenze delle persone a livello locale, a livello territoriale. E l'altro aspetto importante, questa vita in cui si fa di tutto per portarla più a lungo possibile, per allungare la vita delle persone, per debellare le malattie in modo che si possa vivere più a lungo. Questa vita in cui c'è una ricerca spasmodica della maternità, della paternità, anche forzando quelle che sono le dinamiche e le leggi della natura. Ecco, in questa nostra società contemporanea però poi noi dobbiamo riaffermare il valore della difesa della vita, quindi una sorta di schizofrenia, si cerca di vivere più a lungo, si cerca di produrre vita anche dove la vita non si potrebbe produrre, utilizzando tecniche artificiali, e invece poi non si va a difendere la vita, cioè non si fa difendere chi nasce naturalmente, e soprattutto non si difende la dignità della persona anziana e soprattutto di chi si avvia a morire. La cultura dello scarto che ci ha ricordato tantissime volte Papa Francesco, è la cultura di chi non deve nascere perché dà fastidio la sua nascita o un ostacolo alla propria carriera, alle proprie esigenze di vita. E dall'altra parte la morte, accelerare la morte, facilitare la morte, perché anche le persone anziane, anche le persone che hanno superato una certa età ormai sono diventate un ostacolo. Ecco, io credo che il Giubileo dei governanti debba mettere come punto di attenzione, come focus, anche questo aspetto, cioè la difesa della vita, la difesa della nascita, anche l'ottima morte per le persone, che non deve confliggere assolutamente con queste esigenze che la nostra società sta portando avanti di una maggiore
di un allungamento della vita e della nascita a tutti i costi, anche se la natura in qualche maniera si oppone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Avete ascoltato il drive time in mezzo ai fatti.